Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. La Guardia di Finanza di Sibari ha sequestrato stamani 70 ettari di terreni agricoli nella Sibaritide per la sospetta presenza di rifiuti tossici provenienti dalla zona industriale di Crotone. Le aree si trovano a ridosso di 3 siti, 2 nel territorio comunale di Cassano allo Ionio e una a Cerchiara di Calabria. Sequestrate a metà degli anni 90 per la presenza di circa 3.000 tonnellate di ferriti di zinco provenienti sempre dalla città pitagorica. La scoperta è avvenuta in seguito a un piano di caratterizzazione ordinato dai due comuni come primo passo di un percorso di bonifica. I finanzieri di Reggio Calabria hanno intercettato sul treno proveniente da Milano un corriere della droga. Le manette sono scattate per un messinese di 45 anni, PR, incastrato dal fiuto del cane antidroga Meshin, che ha permesso di trovare 1 chilo di hashish. Avvisati i finanzieri di Messina, è stata effettuata una perquisizione presso l'abitazione dell'uomo, dove sono stati rinvenuti e sequestrati un bilancino di precisione e dosi di cocaina. I carabinieri di Reggio Calabria, nel corso delle perquisizioni disposte nell'ambito dell'operazione Revenge 2 della DIA di Torino, hanno scoperto 5 bunker, di cui 4 a Platì e 1 a Natile Nuovo. In contrada Flacchi di Platì hanno trovato un maxi bunker di 100 metri quadrati nella disponibilità di Domenico Trimboli, composto da 4 stanze, di cui una veniva utilizzata per l'essiccazione di marijuana. Gli altri bunker appartenevano a Luigi Virgora, Pasquale Marando, ritenuto vittima di lupara bianca, e Antonino Barbaro. Sono salve le province di Vibo Valentia e Crotone. Il governo ha fatto retromarcia e con un altro emendamento il parlamentare del PDL Bruno ha fatto saltare il taglio. Proprio per protestare contro la soppressione, ieri mattina il presidente della provincia Zurlo ed i sindaci del Crotonese avevano simbolicamente deposto le loro fasce in prefettura. Alle 12 poi i consiglieri regionali eletti nel Crotonese e nel Vibonese a Reggio Calabria hanno tenuto un'apposita conferenza stampa per motivare la loro contrarietà al provvedimento. Si è insediato ieri il nuovo presidente del Tribunale di Catanzaro. Si tratta di Domenico Ielasi, proveniente da Locri. Ielasi, dopo aver prestato giuramento, ha evidenziato di aver avuto modo di fare una ricognizione della situazione del Tribunale e di aver subito notato che esiste un'insufficienza di organico sia dei magistrati che del personale di cancelleria. È necessario dunque, ha detto, sollecitare il potenziamento dell'organico e bisogna risolvere questo problema che noi riteniamo prioritario. Sono scesi in piazza a protestare gli studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Catanzaro per il crollo del solaio dell'edificio che ospita le attività didattiche, che non ha avuto fortunatamente alcuna conseguenza, ma rappresenta la testimonianza concreta dello stato fatiscente dell'edificio. I manifestanti sono arrivati al Palazzo della Provincia, mentre una delegazione ha incontrato il presidente Vandaferro e i dirigenti della pubblica istruzione per verificare le possibili soluzioni. La protesta proseguirà nei prossimi giorni. È stato proiettato a Pentone, provincia di Catanzaro, il mediometraggio Il volo di Wim Wenders, a cui è seguito un incontro e dibattito sul tema dell'accoglienza. L'iniziativa è stata promossa dall'amministrazione comunale, presente con il sindaco Raffaele Mirenzi e Francesco Citriniti, assessore alla cultura, la Fondazione Calabria Film Commission con il presidente Francesco Zinnato e con il patrocinio della provincia di Catanzaro. L'incontro è stato introdotto e moderato dal giornalista Domenico Iozzo. Inizia oggi a Tipignano il programma della manifestazione Steel Country Games, la fiera campestre ricca di eventi che si ispira alle classiche fiere tipiche della tradizione anglosassone, si svolgerà fino al 13 giugno. Presentato in conferenza stampa nel Palazzo della Provincia di Cosenza, l'evento CULT prevede oggi pomeriggio, dopo l'inaugurazione delle 18 e in contemporanea con New York, il primo flash mob di natura sociale in Calabria contro il maltrattamento degli animali e contro la vivisezione. Celebrata anche a Cosenza la festa della Marina Militare, istituita in ricordo dell'impresa di Premuda, quando nella notte fra il 9 e il 10 giugno 1918 il comandante Rizzo silurò ed affondò la corazzata austriaca Santo Stefano. I convenuti alla manifestazione hanno deposto una corona alla tomba dei fratelli Bandiera in ricordo degli ufficiali di Marina fucilati nel 1844. Alla manifestazione hanno partecipato i soci dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, l'assessore comunale Covelli e il comandante della Capitaneria di Porto di Corigliano Massimo Seno.